La nuova Land Rover Defender, una vettura che divide. A poche settimane dal lancio della Ignis, Suzuki raddoppia e presenta la nuova generazione anche della Swift. Il Museo Nicolis di Verona narra la storia della tecnologia e del design del XX secolo. Il tortuoso ed impervio percorso della dismessa ferrovia a scartamento ridotto nei pressi di Civitavecchia ha ospitato la prova del nuovo Defender Land Rover. La trazione integrale intelligente, le ridotte e le capacità di guado hanno praticamente azzerato le difficoltà della guida, che è risultata una passeggiata anche per i conducenti meno esperti. Defender è un'icona della storia dell'automobile. L'edizione precedente è stata in vita per quasi 70 anni, dal 1948 al 2016, mantenendo in tutti questi anni la fedeltà al progetto originario con pannelli in alluminio e rivetti e ovviamente con aggiornamenti tecnici e tecnologici. Da quando c'è stata la produzione del precedente Defender, nel 2016, c'è una grossissima attesa per questa nuova versione del Defender che sta arrivando in questi giorni e già nelle concessionarie del mercato italiano. Nuova Defender mostra innanzitutto una continuità col DNA della versione precedente, continuità che si vede in molti elementi del design, il faro tondo, la ruota posteriore esterna, l'apertura del portellone posteriore laterale, anche la cosiddetta Alpine Light, cioè quella luce che illumina l'abitacolo nella parte alta laterale. Ci sono quindi tutta una serie di elementi stilistici che richiamano la vecchia Defender, ma soprattutto quello che conta sono le capacità fuoristradistiche, che sono veramente al top della categoria. Questo veicolo ha degli angoli di attacco notevoli, ha anche la nuova versione del Terrain Response 2 con alcune funzioni configurabili. Cioè può funzionare in modo automatico per qualsiasi utente, per cui adattandosi ai vari terreni, sabbia, roccia, fango, in modo automatico. Però per gli utenti più esperti consente di tarare tutti gli elementi, come per esempio la risposta dello sterzo, la catena cinematica, la taratura delle sospensioni, tutta una serie di cose che possono essere aggiustate, diciamo tarate finemente da parte degli utenti esperti. E poi per esempio c'è anche una funzione di guado, la capacità di guado raggiunge i 900 mm, che è un record per una vettura di questo tipo, c'è una possibilità di misurare questo guado e che c'è anche una funzione che sostanzialmente spegne alcuni interruttori, sensori di parcheggio, questo tipo di cose che si potrebbero rovinare nell'ambito di un guado. Poi all'uscita dal guado dà una frenata alle pinze dei freni in modo tale da riuscire a svuotarli. Quindi insomma tutta una serie di funzionalità che servono per questa guida in fuoristrada. L'altro elemento di novità importante però è la tecnologia. Nuova Defender è la prima autovettura Land Rover ad utilizzare un nuovo sistema di intrattenimento multimediale, il PIVI, che si avvale anche dell'intelligenza artificiale per imparare quelli che sono i comportamenti del guidatore e tarare tutte le varie funzioni, dal sistema di intrattenimento multimediale al sistema di navigazione, al sistema di connessione col telefono. Ecco, tutte queste funzioni vengono poi mano a mano tarate e aggiustate in funzione delle esigenze e delle capacità del cliente. Suzuki presenta la nuova generazione della Swift, molto apprezzata dal pubblico femminile e da quello dei corsaioli per la versione sport. Ora Swift potenzia la sua componente ibrida, garantendo emissioni sempre ampiamente sotto i 110 grammi di CO2 per chilometro, rientrando così appieno tra i veicoli che beneficiano dell'ecobonus anche nella versione a 4 ruote motrici. Swift nel 2020 porta la seconda generazione della tecnologia ibrida Suzuki. E la tecnologia ibrida Suzuki ha dimostrato di essere semplicemente geniale o genialmente
semplice, ovvero sia permette con una batteria di dimensioni contenute, che quindi non porta via spazio e non pesa e non costa, aggiungo anche, permette con una batteria di dimensioni contenute di ottenere importanti risultati in termini di consumo, di riduzione dei consumi. Siamo arrivati a oltre il 25% di riduzione rispetto alla versione di qualche anno fa che non era ibrida. L'anima sportiva fa parte del DNA del brand Suzuki e anche la gamma Swift ne trae vantaggio. Da sempre Swift è stata una vettura che si è caratterizzata sia per un design aggressivo, sportivo, sia per prestazioni sportive. Nella versione del 2020 col pacchetto ibrido prende una batteria da 48 volt con un motore che aggiunge al motore termico circa 13 cavalli. L'insieme o l'interazione del motore termico col motore ibrido genera un risultato interessantissimo, dove non è difficile arrivare a 20 km con un litro con una vettura sportiva, non ci avrebbe creduto nessuno. Tempi in cui l'autonomia, parlando di auto magari elettrificate, è un punto importante. Quando sentiamo parlare di autonomie molto ridotte, di auto a batteria, ci viene un po' di ansia. Suzuki risolve il problema con un'autonomia di circa 1000 km. Il Museo Nicolis è un affascinante viaggio nella storia del Novecento, ma è soprattutto il sogno realizzato di mio padre Luciano, il fondatore. È una raccolta veramente importante di automobili, moto, bici, ma sono 10 le collezioni collegate tra loro per la passione per la meccanica. Mio padre, uomo degli anni 30, era nato povero come tanti insomma in quel periodo, e assieme a mio nonno hanno iniziato il lavoro della raccolta della carta, che veniva fatto con il cavallo, con la bicicletta. Appena riuscito ad acquistare il primo camioncino si è innamorato della meccanica e da lì una storia infinita che l'ha portato a realizzare l'attività principale, che chiaramente segue il settore del recupero della carta, e il Museo Nicolis, che invece è oggi il contenitore che espone appunto 10 collezioni in cui i visitatori si possono davvero perdere, perché trovano non solo la storia dell'automobile e dei motori, ma la storia dell'Italia. È un percorso nel manufatto, nell'artigianato e in tutto quello che è la genialità dell'uomo. Il Museo Nicolis per questa ragione aderisce a Città dei Motori, un network importante perché consente di valorizzare anche il turismo settoriale, non solo legato ai motori, ma anche legato alla storia dell'industria. Quindi ci consente di inserirci in un percorso di valorizzazione dell'intero paese.